0-0 la Gemonese con il Tolmezzo, Gemonese in 10 per più di un'ora. Mister, bravi voi a organizzarvi oppure che tipo di partita hai visto? No, una partita che poteva essere godibile perché 11 contro 11 comunque a me risultava piacevole. Dopo ovviamente l'espulsione, sì, vincere una partita in 10 per oltre un'ora non è così semplice. Saremmo stati ancora più bravi di quello che comunque siamo stati oggi. Abbiamo rischiato poco o niente, un colpo di testa e quindi un applauso al carattere della squadra che ancora una volta mi ha fatto vedere cosa vuol dire essere squadra, e quindi non posso dirgli che fare tanti complimenti ai miei 20 leoni. Quando hai visto Tocchetto involarsi verso il portiere lì, che cosa hai pensato? Niente, quello è rosso, un gioco violento, indiscutibile, perché come era il rosso di Kalin che era frettoloso, probabilmente deve essere buttato fuori muffato per la stessa cosa. Poi forse poteva esserci un rigore per loro, perché bisogna essere onesti. Insomma, l'arbitro ha fatto un po' così e colà, ma prendiamoci il punto. Loro stanno a -10, che non è male per noi, una squadra. Loro l'anno scorso ci hanno arrivati sopra, hanno dei giocatori validissimi e tenerli là sotto per noi è motivo di vanto. Prossimo turno San Vitese? Sì, partita molto molto difficile, loro stanno attraversando un momento più che positivo, hanno cambiato qualcosa davanti, sarà una partita complicata sicuramente. In superiorità numerica per oltre un'ora un Tolmezzo non riesce a scardinare il fortino della Gemonese. Loro bravi a organizzarsi, ma voi mister che partita avete giocato secondo te? Insomma abbiamo creato anche tanto, due rigori secondo me netti non concessi. E su questo campo non facile, no? Era un campo molto difficile per una squadra che tende come noi a giocare un po' di più a calcio. È chiaro che loro sono chiusi molto bene, però abbiamo avuto 2 o 3 situazioni che potevamo fare meglio. È chiaro che è un periodo di involuzione un po' da un punto di vista proprio del gol, ma insomma io sono moderatamente soddisfatto di tutto questo, insomma. Quindi è un buon punto in ottica salvezza per voi prima di... Ma sicuramente con uno scenario come questo, con una classifica molto corta, con un equilibrio pazzesco, è importante andare avanti. È chiaro che è una ruota, fino a 3 gare fa facevamo 2 gol a partita, adesso gira anche un po' male. Io ripeto, le decisioni arbitrali in queste 3 ultime gare ci stanno penalizzando molto. Per quanto riguarda invece la tua squadra, avevi qualche assenza anche, perché va detto anche questo, nella gestione soprattutto delle rotazioni. Ma sì, avevo fuori quota, poi avevo 2 o 3 giocatori che non erano al meglio, ho una rosa che è quella che è, ma questi ragazzi se giocano con questa tensione e se riusciamo un po' a sbloccare, no, questo trend realizzativo che è da 2 o 3 gare che siamo un po' in deficit, insomma andiamo avanti bene, insomma, perché anche oggi abbiamo visto che insomma abbiamo fatto bene, ecco. Anche loro, ripeto, non tolgo niente alla Gemonese, anzi una squadra quadratissima, molto solida, e che in 10 contro 11 per circa un'ora ha fatto molto bene, insomma. Prossima gara, mister? Correnosi in casa, ma ogni gara, sai, ogni gara non devi mai far calcoli, l'importante è andare avanti, essere concentrati, attenti come oggi, con cesso zero, perché dici giochi in 10 contro 11, quindi, ma non è sempre vero, anzi noi quest'anno che abbiamo giocato in 7 gare, in 10 contro 11 per più di un'ora, abbiamo fatto gare migliori in 10 che in 11, quindi anche oggi io prendo questo punto con molta soddisfazione.